Eccoci qua, buongiorno a tutti e bentornati a Passione Musica su Prima Free. Guardate, è già sorridente perché lui fa sorridere, lui trasmette l'allegria. Dobbiamo. Io non lo tocco perché dà la scossa, si chiama Vinicio Corrent. Ho preso la scossa. Il cabarettista che dà la scossa. Il cabarettista, anche lui è un cabarettista, un imitatore, uno showman. Sì, diciamo, ecco, un po', questo è un contenitore che raggruppa tutto e va benissimo. Fa piacere avere un collega. Ho sempre avuto tanti cantanti, tante belle persone, insomma, dei grandi artisti. Però... il cabarettista deve anche sapere un po' cantare, deve sapere un po' deve fare un po' di tutto, diciamo, comunicare. Diciamo. Ma certo. Cos'è che ti viene meglio quando fai sorridere le persone? Sì, cantare e suonare. Diciamo, cantare e suonare. Sì, io nasco come pianista, praticamente ho fatto il tuo percorso di musica classica, poi ho studiato il jazz, perché sinceramente la musica classica non è che proprio sia il massimo, non è che sia proprio nelle mie corde. No, prima mi hai raccontato una cosa molto bella, che hai fatto Chopin, come l'hai definito? Chopin in realtà è Chopin, ecco, perché Chopin sarebbe nato, è stato francesizzato, no? In realtà lui era qui nel Veneto, no? Aveva degli amici come per esempio Brusteghin, Nani Brusteghin, eccetera, e una volta infatti di questo Nani Brusteghin pochi sanno che è un compositore veneto, no? È molto amico di Chopin, che poi diventa Chopin, il quale una volta fu abbandonato da Chopin a Noale. E allora lui a Noale. E questo Brusteghin fece un pezzo che si chiama, dice: se mi lascia Noale, se mi lascia Noale, per gli amici che ci stanno seguendo in tutta Italia, è in provincia di Venezia, volevo precisarlo. Senti Vinicio, allora abbiamo già capito che sarà una puntata spumeggiante per questa Pasqua che ormai si sta avvicinando velocemente questa Pasqua, che noi cercheremo di passarla, cioè per attendere questa Pasqua con il sorriso di Vinicio Corrent e di Stefano ben accompagnato. Allora adesso vi presentiamo un video di Vinicio, perché vogliamo aprire proprio con il video del nostro ospite. Giustamente, dove l'hai girato questo video? A Jesolo. Ed è dedicatissimo a Jesolo. Sì, perché nasce dal fatto che tutti quanti, ogni volta che c'è l'estate, no? E quindi noi le mettiamo anche benaugurandoci quest'estate, e tutti quanti dicono: io vado ai Caraibi, io vado di qua, io vado di là, alla fine poi tornano tutti quanti a Jesolo. E quindi allora dove vai? Dove vuoi andare? A Jesolo. Allora Vinicio Corrent, Jesolo, mi raccomando, voi continuate a mandare i messaggi perché stanno già arrivando tanti su WhatsApp 351 08 45 188, oppure la diretta per interagire con noi. Andiamo a guardare Vinicio Corrent con Jesolo. A Jesolo. Dove? A Jesolo. Ma dai! A Jesolo. Facciamo dei fiori! A Jesolo. Dai che devo! Se proprio tanto tempo che penso questa volta voglio farlo. Un sogno in cade notte sta vacanza che me passa il mal de passa. Se un anno che sparagno, magno poco e metto via tutto il guadagno. Sto agosto no che torno ai murassi, voglio far come si ora sì. Tropicali come sui giornali, sotto mezzo nudo e rissa e udo. Vado ai Caraibi, un godito l'ho fatto, tricco tracco fuori al
Torno a Ieso, se come un brivido, torna a Ieso, senta su spigolo, torna a Ieso, ma sono a Ieso, a Ieso. Sì, ci hai messo la voglia di andare al mare, caro Vinicio. Ma che Sì, bello. questo era l'obiettivo. Speriamo in modo che sia di buon auspicio, soprattutto che il tempo migliori, e di andare tutti quanti a Jesolo, perché nel testo si diceva proprio era di uno che voleva andare ai Caraibi, di qua e di là, Sharm el Sheikh, alla fine poi ritorna a Jesolo. Ma Sharm el Sheikh, ma quale Sharm el Sheikh? Noi abbiamo le esatto. bellissime spiagge, certo. Abbiamo il mare più bello del mondo, dai, dalla Sicilia Poi, sì. all'Alto Adige. Sai che anche a Bolzano c'è il mare, no? Ah sì, l'hanno parlato da poco. Da poco hanno esportato. Caro Vinicio, senti una cosa, come si svolge una tua serata di cabaret, di Ma è un intrattenimento? po' mista, diciamo così, cioè sia musica che qualche monologo, qualche personaggio per esempio locale che poi vedremo. Io faccio il contadino, che Sì. è una maschera tipica veneta ormai dai tempi del Ruzzante, cioè, perché insomma il teatro, ecco, il Veneto ha questa caratteristica molto bella, che è una forte teatralità. Se prendiamo per esempio anche la città di Venezia, sembra quasi un palcoscenico, no? Con tutte queste piccole cale, poi arrivi nel campo, e quello è già un palcoscenico. In effetti il teatro rinasce proprio soprattutto a Venezia, anche in qualche corte per esempio come Ferrara, Montecchio del Nord, però dopo 1000 anni, perché il teatro è stato zitto, silente infatti, per 1000 anni. ma veramente? Sì, perché dalla caduta, diciamo così, di Roma non si è fatto più teatro fino al 1400-1500, e quindi si è ripreso a fare teatro soprattutto nel Veneto, a parte il fatto che Venezia era una città molto ricca, molto importante, però la Venezia è sempre molto sospettosa. Che era l'Arlecchino? Con la colombina? L'Arlecchino arriva e sarebbe una maschera però bergamasca. Bergamasca, è vero. Tanti la scambiano per veneziano, no? No, perché i veneziani erano proprietari, diciamo così, di Bergamo, avevano un impero da mar. Perché Arlecchino era bergamaschio e la colombina era bergafemmina, esatto, per cui siamo lì. esatto. Okay. E allora loro praticamente c'erano questi operai, questi facchini che venivano da Bergamo, e uno di questi facchini sarebbe stata la maschera di Arlecchino. Avete capito? Quindi il teatro rinasce dopo 1000 anni, soprattutto anche in Veneto, ma poi dicevo appunto nella zona di Padova soprattutto, perché i veneziani molto sospettosi. Vinicio, ma questa facciamo una lezione di storia, stai facendo storia del teatro. Tu sei anche un insegnante, però insomma non possiamo stare qua a raccontare tutto quanto, dai, scusa, chi vuole Vinicio, poi abbi pazienza, chi vuole poi andate a magari cercarlo. Lo possiamo dare qualche lezione così in privato. Grande Vinicio. Allora mi raccomando, mandate pure i vostri messaggi su WhatsApp, oppure interagite anche sulla pagina di Passione Musica Facebook. Sì? Abbiamo dei saluti. Pronto? Pronto, signorino, come stai? Bene, grazie. Mi ha dato del signorino. Giovanna, da Veneria Torino. Ciao Giovanna, tutto bene? Come stai? Sì, piove, ma stiamo bene. Come piove a Torino? Pasqua bagnata, Pasqua fortunata. L'uniche 2 volte che non ha piovuto a Pasqua è stato quando c'era il lockdown, guarda veramente. È vero. Siamo fortunatissimi. No, ma anch'io stamattina parlavo. Dai. Vabbè, comunque meglio la pioggia che altro. Guarda, se vuoi salutare il nostro ospite Vinicio Corrent, prego. Un abbraccio grande a tutti e due, buona Pasqua. Cosa mi mandate adesso, canzone d'amore? Di canzone d'amore? Te la cantiamo noi, te la cantiamo. Una serenata. Dai, facciamo una serenata. Bellissima. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci buona non Pasqua a vale. tutti e due, un abbraccio e tanti Ciao. saluti a Ciao. tutti. Ciao Giovanna, Un Bason da Rovigo, ciao. Ecco qua, ecco, si dice vedi, così, queste sono le nostre telespettatrici che seguono Passione Musica tutti i giorni con grande affetto. Fammi vedere qua, stanno già cominciando ad arrivare i messaggi. Scusate, io devo leggerli perché giustamente ci tengo tanto a leggerli, perché Vinicio è Vinicio e dobbiamo leggere i messaggi per Vinicio. Allora Vinicio, vediamo che arriva i primi saluti. Complimenti Stefano per la trasmissione, sei bravissimo, trasmetti allegria e simpatia. Un saluto anche al tuo ospite Vinicio Corrent da Loredana, che pensa ci scrive dal Trentino. Però
dal Trentino. Ci sei stato ancora a fare spettacoli in Trentino, Vinicio? Qualche volta, perché comunque conosco bene Trento, parlavamo proprio prima. Scusate, metto i fanali, sai. Allora, ciao Stefano, un saluto a tutti voi e una buona Pasqua da Denis e Erika di Treviso. Ok, salutiamo gli amici di Treviso che sono tantissimi. Bravissimo, anche un saluto a Vinicio, bella Jesolo. Qui ci scrive Marina di Torino. Oh, salutiamo Marina di Torino, grazie, salutiamo il Piemonte, che siamo veramente seguitissimi dal Piemonte. Sai? Sì, anche prima ha fatto questa Hai visto dal Piemonte, poi salutiamo Alba Adriatica, Teramo, l'Abruzzo, insomma in tutta Italia. Tutta Italia. Poi giustamente uno sta mangiando, non è che dice adesso aspetta che gli mando un messaggio, ci guardano, ci seguono, si accontentano perché noi in quest'ora qui serviamo la musica, la musica, soprattutto quella di Luca Bergamini che andiamo ad ascoltarci, Edizioni Novalis che salutiamo e ho difeso questo amore. Questo amore. Luca Bergamini, Luca Bergamini. Ciao Luca, andiamo ad ascoltarcelo. Hai capito? Sì. Un giorno voglio fargli prendere uno spavento al regista, no? Faccio finta che non funziona il microfono, ma non ci riesco. Allora, siamo ritornati, Passione Musica, Vinicio Corrente, il cabarettista che dà la scossa, Stefano Bencompagnato, il vostro amico fidato. Esatto. Fidato, se veramente se mi presti, se vuoi prestarmi anche 100 euro, io prometto di restituirteli, non so quando, ma te li restituisco. Senti Vinicio, a me piacerebbe tanto parlare di te, perché siamo qui anche per rendere protagonista il tuo personaggio, perché tu sei veramente un personaggio pieno di talento, di iniziative, eccetera. Quali sono i personaggi che hai inventato nella tua carriera? Attualmente è questo Nane Bortolini, che sarebbe l'agricoltore veneto. Questo agricoltore veneto, che poi insomma è comunque la macchietta del personaggio. Poi faccio il cuoco anche. Il cuoco? Dai, il cuoco meridionale, che però è da tanti anni che è qua, e che quindi ha questo accento che sembrerebbe un po', lui si dichiara veneto, perché veneto accento per gente, però qualche volta qualcuno dice che ha ancora un piccolo accento così meridionale, no? Ma insomma sono nato in Veneto, è il cuoco che unisce la cucina meridionale con quella veneta, è il cuoco. E poi è questo Pazzesco, mi piace il cuoco veneto meridionale, bellissimo. Poi i meridionali, quando io conosco tanti amici, ne ho tantissimi amici meridionali del sud che vengono al nord e loro però il loro accento, anche se vogliono parlare in dialetto, non lo perdono. Hanno questa parlata bellissima che è un misto, che ha detto che a me ero qua praticamente da 30 anni, però ancora dopo 30 anni qualcuno dice un lieve accento. Vinicio, sai che io ho fatto 4 edizioni della Sei l'Ultima su Canale 5, no? 4 edizioni. Pensa che i napoletani quando venivano e parlavano, raccontavano la barzetta in dialetto napoletano, avevano una marcia in più e dicevo ecco io mi devo battermi contro di lui e sicuramente mi batte perché c'era l'accento Napoli come tutto scemo uomini hai capito? Lo fai tutto? Tutto lo facciamo una volta, poi adesso io sono nato a Cuneo. Va bene, caro Vinicio, sono veramente contento di avere ospite te in questa puntata pasquale. Naturalmente mandateci i vostri messaggi, se volete fare gli auguri anche ai vostri parenti, ai vostri amici tramite la nostra trasmissione, fatelo tranquillamente. Vedete il numero in sovraimpressione. Vinicio, mandiamo una canzone, dai, che così, perché passione e musica chiacchierata naturalmente. Adesso abbiamo Gianmarco Bagutti. Fatemi salutare la mamma. La mamma mi sta guardando. Mia. Pensavo quella di Bagutti. Che dopo mi dimentico, alla fine mi dimentico. Ciao Lia, mamma Lia, ci vediamo dopo, finita la trasmissione ti vengo a trovare. Grazie, ti voglio bene. E saluto tutte le mamme del mondo che ci stanno guardando. Salutala perché sennò ti disereda magari. Vai. Ciao mamma, ci vediamo dopo, dovremmo finire verso l'1:30, il tempo di arrivare. Come si chiama la mamma? Ivana. Ciao mamma Ivana, un bacione. Abbiamo Gianmarco Bagutti con Per sempre noi di Passione Musica. Eccola qua, abbiamo salutato anche il nostro Gianmarco Bagutti, grazie per i vostri messaggi che arrivano, scusate, ne leggo subito un altro al volo. Un salutone affettuoso a voi, augurandovi ogni bene, auguri per una serena e unita Pasqua
Indovina chi è che ha mandato il messaggio? Chi l'ha Gli auguri? Il nostro amico, ciao Alberto Crepaldi, ti saluto. Alberto, ciao Alberto, grandissimo, Alberto, sì, bravissimo forte, cantante, bravissimo. bellissima voce, appassionato di musica, un grandissimo. Lo saluto anch'io, ciao, spero di vederti presto. L'ho scoperto io, Alberto. Sì? L'ho scoperto io. Alberto Crepaldi, l'ho scoperto io. Pippo Baudo. Pippo l'ho scoperti tutti, anche te l'ho scoperto. Vabbè, mi hai scoperto. Vorrei questi capelli un po' più ricciarelli. È bella la battuta. Un po'. Caro Vinicio, tu ti fai le canzoni, te le canti, Sì, le cambi, li cambi un po', crei i personaggi, vai a fare le serate, sei un pianista. Sì, quello Dai, raccontami il personaggio del pianista che è bellissimo. Il personaggio del pianista che ultimamente stiamo facendo è l'austriaco, il personaggio del grande maestro direttore dell'orchestra, quindi che parte con un pezzo appunto di Chopin, di Mozart, appunto, eccetera, e poi la butta subito in vacca, come si suol dire, no? Prende una canzone, la modifica, no? Per esempio, non so, le rotonde, dice sono arrivato qui ma ha fatto una grandissima tribolazione, sono tutte rotonde, la sera prima non c'era una rotonda, poi te la ritrovi il giorno dopo, e allora dice nella rotonda anche Lucio Dalla fece una canzone, sì, perché c'era nella rotonda Pupo. Piccolino, e dice attenti a Pupo. Attenti a Pupo, altrimenti certo. Mamma mia, ma senti, i testi te li fai tu, vero? sì, no, c'è un amico che mi dà una mano. Per forza, per essere un amico burlone questo. Molto, perché bravissimo. Io dico gli autori dei testi comici, io naturalmente anch'io me li scrivo, e siamo dei pazzi. Dei pazzi. Però è da rivalutare perché ci sono degli autori bravissimi anche nei giochi di parole, e quindi va rivalutata veramente. Perché l'interprete e l'autore. Secondo io, ecco, sono più un interprete che un autore, io do magari l'idea, eccetera, però poi raffinare e mettere la battuta è importantissima. Ma ci sei stato ancora in Sicilia tu? No. Perché c'è Diego Di Marsala che salutiamo. Ciao Diego, grazie, un bacione, un abbraccio alla Sicilia. Che bella la Sicilia, come la Calabria, bellissima, la Puglia. Anzi, salutiamo tanti amici pugliesi che ci seguono a Passione Musica. Sì, poi ricca di storia, la Sicilia poi ha questo incrocio mediterraneo di culture, di razza, stupenda, tutta la Magna Grecia, no? I templi siciliani. Va là, che sei stupendo. forte Vinicio, sei fortissimo. Senti, anche Angela di Rovereto, salutiamo, che ci segue, è un'affezionata a Rovereto, provincia di Trento, è un'affezionata nostra telespettatrice. Adesso sai cosa facciamo? Ci fermiamo, andiamo ad ascoltarci Giacomo Maini, che abbiamo avuto ospite qui a Passione Musica anche qualche sabato fa, bravissimo con la fisarmonica, per me è un campione della fisarmonica, con la canzone. Guarda, neanche farlo apposta, tu sei il cabarettista che dà la scossa e lui canta elettrico. Ecco. Cioè non è che qua uniamo i poli e io vengo elettrizzato. È un'alta tensione. Un'alta tensione. Andiamo ad ascoltarci Giacomo Maini con la sua bellissima fisarmonica elettrico. Torniamo subito. Certo. Sei a posto, sì. La cravatta l'ho dimenticata. Non so, l'ho dimenticata a casa. Non me ne ero accorto. Però ho abbottonato tutto fino a... Manca solo la cravatta. A posto, sì, veramente sì. Io devo mettere la cravatta perché sennò, sai, io non riesco, perché dopo la uso anche perché... Sì, una volta c'erano degli ambienti che non entravi se non avevi la cravatta. Siamo in onda. Non mi ero accorto. Siamo in onda, Mauro, per piacere avvisaci, non facci gli scherzetti, va bene, salutiamo adesso un messaggio che lo prendo al volo. Buongiorno e buona Pasqua. Buona Pasqua per tutti voi di Prima Free, un saluto al vostro ospite, il nostro Vinicio Corrent. La scossa di Corrent. Il conto corrente di Corrent. Quello lasciamo perdere. Da Elvira e Roberto di Vico d'Arsene, che salutiamo Vico d'Arsene in provincia di Padova. Sì, certo. Lo sai che per Padova veramente. Ma qui è tutta Italia che vi chiama. Dappertutto andiamo. Hai capito, caro Vinicio? Senti Vinicio, a proposito di autovelox, no? C'è stato il coso di sai che adesso hanno varato il nuovo codice della strada. Sì, tremendo hanno detto. Tremendo. Mi raccomando, quando andate in macchina non state lì a chattare, usare il telefonino o distrarvi, pensate alla guida che è importante. E quando guidate non bevete acqua. Una volta mi hanno fermato, sai? Mi hanno detto, lei cosa ha bevuto durante la guida? E io ho bevuto, sì. Mi fa, ho bevuto. Ha bevuto, facciamo l'alcol test. Va bene, dico, quanto ha bevuto? Un paio di bottiglie. Questo qui. Sì, dico, ma di cosa? Di acqua, ce l'ho qui.
Ma cosa mi fa? Mi prende in giro? Ma scusa, mi ha chiesto cosa ho bevuto? Esatto, Mi ha detto quanto ha bevuto? giustamente. Giustamente. No, perché c'era tempo fa. Sì, ma non c'era quello quel signore che tagliava. Che l'hanno chiamato? Fleximan. Allora, siccome, come dicevamo prima, uno dei miei personaggi è il contadino veneto rustico, ecco lui, questo qui è abituato a tagliare, taglia di qua, taglia di là, taglia i pioppi, le cacce, questo, a un certo punto ha tagliato anche un autovelox senza accorto, ma non era colpa sua, e lui l'ha fatto in buona fede. Ha tagliato un autovelox. Non si era accorto, dice, mi hanno chiamato per fare i giardini, sai com'è? Tagli, mi raccomando, per questi giardini. E lui non sapeva, c'era la telecamera, anzi si è messo a ridere la telecamera, ha sorriso, dice, e poi tac, la tagliata e giù. Allora facciamo così, Vinicio, visto che hai inventato questo personaggio, andiamo ad ascoltarci Fleximan. L'arresto di Fleximan. L'arresto di Fleximan. Edizione straordinaria del nostro TG. Nel Veneto hanno arrestato Fleximan. Servizi. Allora è lei il Fleximan Veneto? Io? No, io sono Nane Bortoin, Vara, Isegà, sbaglià. Dicono tutti così i colpevoli. Intanto lei indossa una mascherina. No, ma mascherina indosso perché davanti a casa mia io ho messo un palco sopra un autovelox. Ogni volta che passiamo una macchina sempre sia il flash e mi non ero buono da dormire. E ho detto, metto la mascherina di notte e dormo e di giorno a me salva anche dal Covid. Ma ecco. le forbici e il flessibile? Tasi, che è il sostituto procuratore della Repubblica, e voleva incriminarmi perché ho l'orario flessibile. Ma mi spero che il procuratore sia meglio del sostituto. Speriamo, ma lei, scusi, ma che lavoro fa? Mi fa sui giardini, taglio tutto, alberi, perteghe, pai, tutto. E stamattina avevo un po' di sonno, come ti dicevo, ho visto che gli alberi non aveva foglie, rami. Godito, è meglio che li taglio tutti da sotto, perché magari il padrone dopo non se lamente che non avevo fatto un lavoro fatto bene, gatto capito? Ecco. Ma guardi che lei 2 notti fa è scappato pure da un posto di blocco. Sì, in aveva i transenne e mi ossegai tutte da sotto. Ma te sa che quando che ero CEO non mi regalava il traforo. Sono a sega e mi regalava del traforo. Mi ero contento, gatto capito? La sua allora è proprio un'ossessione. Lei ha infranto un sacco di articoli di legge. Vuole che glieli legga questi articoli? Sì, lesami gli articoli, ma lesami anche le parole, se no non si capisce un cazzo. Allora, cominciamo, signor Fleximan, dal primo. Articolo numero 990... No, ascolta qua. Di tutta sta vicenda qua, demo che un taglio netto. E speriamo che questa volta Fleximan non tagli gli alberi dove gli uccellini fanno il nido. Infatti questa volta si beccherebbe anche una denuncia dagli animalisti. Bravo, complimenti Vinicio. Abbiamo un taglio netto, no? Bravo, veramente bello, complimenti, un bel personaggio, insomma, dai, insomma, sì. Oddio, non è da emulare, no, ma lui Poletto non sapeva neanche, gli hanno affibbiato, lui era in buona fede, tagliava tutto, se aveva sonno. È un Flossiman questo, poverino. Comunque bello, complimenti, mi piace che il pubblico si diverta anche naturalmente su queste cose che insomma si potrebbero evitare da fare. Io non è che sono d'accordo, perché se uno rispetta un po' i limiti, rispetta le regole, insomma... Dobbiamo stare alle regole. Dobbiamo stare un po' alle regole, insomma, dopo sono un po' esagerati anche, perché dobbiamo dire che... Allora, io preferisco la prevenzione che altre cose, insomma. Comunque, quante multe mi sono arrivate? Qualcuno, se per aver superato di 2 km. Sì. Quello però, abbonatecelo, dai. Anche tre su un giorno, sulla stessa strada. Io una volta c'erano i limiti a 30 all'ora e ho detto non ce la faccio andare ai 30 all'ora. Sono sceso, ho spinto la macchina davanti all'autovelox, sono ripartito. Va bene, dai. Allora, bambini, perché so che abbiamo tanti bambini anche che ci seguono, sai. Sono a casa da scuola, sono le vacanze. E caro Vinicio, Fleximan mi viene in mente. Ho dimenticato la mascherina. Allora, ci sono tanti bambini che seguono Passione Musica, io lo so, e allora ho pensato a una canzone per voi bambini, perché questa canzone l'ho cantata 4 anni fa, 5 anni fa, e è stata ballata nei villaggi turistici, nei baby club, sai, come animatori, animatrici, anzi riprendetela quest'estate se volete, è Mucca Mu, perché la mucca è un animale che ci vuole bene, insomma, ci dà il latte, ci dà tante cose, insomma, la mucca, no? Sì, latte,
latte e poi cosa c'è l'erba. No, l'erba la mangiano loro, la mangiano loro. Va bene. Ma invece che tagliarla la mangiano. Andiamo ad ascoltarci Mucca Mu. È una cosa incredibile. Butta la mucca, ingroppa la mucca. Caro Vinicio, anch'io faccio qualche cosa. È giusto, bellissimo. Per far sorridere. Bambini, questa era una dedica per voi. Buona Pasqua, vi voglio bene. Mi raccomando, non mangiate troppa cioccolata. Mangiatene tanta, che va bene. Va bene la cioccolata, ne mangi cioccolata? Sì. Quella poi anche fondente, dà una carica cosa al magnesio. Al magnesio, c'è il rame dentro anche. Attento a parlare di rame, che non ti portano via se ne mangi. Infatti io mi chiedevo, ma studiando così la storia, spiegando la storia, i romani antichi come facevano che non avevano la cioccolata? Perché la cioccolata arriva appunto nel 1400-1500. Questo è un grande. Come facevano i romani antichi senza la cioccolata? È un bel dilemma questo. Poi io sono goloso di cioccolata, mi piace la cioccolata. Crea poi, dà quell'energia. Io sono dipendente di cioccolata. Ecco, sì. Devo andare in un centro di cioccolata anonimi. Cioccolati anonimi, cioccolatini. Va bene, caro Vinicio, senti, guarda, c'è un messaggio che è arrivato. Dice? No, ti fanno i complimenti per il video di prima. Ah, grazie. Sempre grazie. Roberto e Elvira. No, sono ospiti, sono telespettatori che seguono il programma e hanno detto complimenti al tuo ospite. Grazie. Al vostro ospite, perché anche è vostro, non è solo mio, io non è che me lo porto dopo a casa. È venuto lui dentro nelle vostre case. Sì. Okay. Volentieri. Caro Vinicio, mandate pure i vostri messaggi, i vostri auguri, se volete salutare, augurare buona Pasqua ai vostri familiari, a chi volete voi, insomma le dediche noi le facciamo da portavoce. Okay. Senti, come ti senti meglio? Come pianista, come cabarettista, come intrattenitore, come cantante? Sì, forse un po' tutto, diciamo, si è un po' tutto, forse comunicare la gioia, perché per esempio anche, ecco, l'insegnante, no, che è un ruolo, dice, insegni letteratura italiana, che uno dice che palle, letteratura italiana, questa è la cosa più bella, perché tu devi trasmettere il meglio, cioè di questi autori, che sono poi autori che hanno dato delle risposte alla vita, no? Per esempio uno dice la vita nuova di Dante, che pesante, no, è la storia d'amore di Dante e te la trasmette. È vita mia, mi ritrovai in un attimo mia. È passione musica, prima hai capito, caro Vinicio? Trasmettere la gioia, il bello delle cose, di tutte le cose, che non c'è sempre un lato positivo in ogni cosa. Senti, come farebbe il vostro presidente, visto che è del presidente del Veneto, Luca Zaia, ad augurare buona Pasqua agli amici di Passione Musica? Ma guarda, io direi prima di tutto che il Veneto è un'eccellenza, no? E poi vorrei augurare a tutti quanti buona Pasqua e ricordare di passare sempre nel Veneto, soprattutto nelle zone del Prosecco, perché noi siamo praticamente i più grandi produttori al mondo di Prosecco. Ecco. Luca, io la ringrazio, veramente è stato un onore averla qui. È un onore per me poter essere insieme a voi, non so se mi sono capito. Guarda, io mi sono sempre chiesto, ma questi veneti, no? Ecco, si ricorda durante il periodo sai come abbiamo risolto noi il problema del Covid? Abbiamo sostituito le fiale di soluzione fisiologica con delle bosse di Prosecco. Grande Luca, grande Vinicio, bravissimo, complimenti. Senti Vinicio, andiamo con una canzone, che andiamo ad ascoltarla. Allora, abbiamo Marco e Claudia con Il mio sogno sei tu, le edizioni sono di Vocal Sound, che salutiamo. Vai. Mamma mia quanti messaggi che ci arrivano, grazie, e anche telefonate, ne abbiamo una in diretta al volo, pronto? Buongiorno ragazzi, pronto? Ragazzi, grazie. Solo per averci detto ragazzi. Guardi, solo per averci detto ragazzi ci autoinvitiamo a pranzo dopo, a casa sua. Guarda, non ti ma devi metterci dell'ore perché io ti telefono da Formita Modena. Ma che bello, dai, una bella emiliana, salutiamo volentieri. È la prima volta che mi vedo, sono una donna sola. Ecco, c'è in chiesa la canzone di Master Clan? Guarda, se abbiamo il tempo, volentieri, altrimenti te la programmiamo, perché Passione Musica non finisce mica oggi, Poi c'è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Dalle 12 in poi, in diretta tutti i giorni. Ti ringrazio, comunque c'è la canzone. Attenzione, scusa, come ti chiami? Marisa. Allora guarda Marisa, il nostro regista che è Mauro
oggi, siccome gli hanno portato l'uovo di Pasqua al cioccolato, bianco, E non mangiarlo, che bianco, cosa? lui adesso se lo sta mangiando tutto, è 1,5 kg di cioccolato, allora, affari suoi, ti manda Marco il Clan, dopo la programmiamo, allora, non andare Dammi via, un resta con bacio, noi. perché è tanti anni che non riesco a avere un bacio. Che Io titolo, faccio- Marisa, che titolo vuoi? Dammi un bacio. Dammi un Se bacio, si può. glielo do io a Vinicio da parte tua? Grazie. Dopo magari, Dopo? Non lo vuoi facciamo adesso? dopo. Ma No, De così in diretta, De così. Cristiano Malgiulio, amore, lo vuoi un bacino? Sono d'accordo, mio marito non c'è più. Ah beh, insomma dai, sta in cielo, ci sta guardando da lì, perché c'è anche una televisione anche in cielo, sai, per cui stai tranquilla, ci vede anche lì, stai tranquilla, dai Marisa. Che Berlusconi è Ho visto andato. tutti e due ragazzi. Marisa. Tu hai più o meno la mia età, tu. Tu che parli hai più o meno la mia età. Congratulazioni. Io ho 25 anni, Sì. Marisa, dopo io non so. Io li ho triplicati. Come te. Marisa, un abbraccio fortissimo a te e a tutta Grazie. Modena, ciao! Grazie. Ciao! Siete bravi. Grazie di cuore Marisa, un abbraccio, un bacione. Che bello sentire Sì, queste sì. persone, pensa 3 volte in più, per cui vabbè, 30 anni, sì, 30 anni la sì, signora sì. Marisa, grazie. Lo sconto. Dopo la accontentiamo con Marco il Clan, Sì. Vinicio. Facciamo lo sconto. Senti Vinicio, ma ti capita una giornata che dici io non vorrei fare lo spettacolo perché oggi ho le scatole girate? Beh sì, però la professionalità. Però la impone professionalità e dopo di quando dover sali sul andare. palco passa tutto. Passa tutto, il palco è È immagino. successo anche a me, immagino, è successo anche a me. immagino. Quando mia moglie mi fa arrabbiare, che la saluto, ciao Marina, un abbraccio, ho letto un tuo messaggio bellissimo. Ha detto che il tuo ospite è più simpatico di te. Grazie Marina. assolutamente Mia moglie, no. È cattiva mia moglie, mamma mia. No, io sono un po' noioso perché parlo poi della letteratura, di beh, queste perché? cose qua, insomma. Perché? Non alle è bella volte la letteratura? Beh, a me si piace Hai tanto. preso Io anche cerco- spunto per fare i cabaret, sì, no? sì, la letteratura è una cosa incredibile, un universo di Se gli parli di certe cose al nostro regista, che è un asinello, perché a scuola non so quante volte ha ripetuto la terza media, mi pare 7-8 volte. Vero Mauro? Fammelo sentire, fa finta di non sentire Mauretto. Sì, infatti, Birichino. a volte a me capita di andare per esempio in corriere a scuola, no? Allora magari trovo un conoscente e dice dove vai? E dice vado a scuola, perché mi hanno fregato anche quest'anno, devo fare la maturità. È arrivato un saluto anche a Roberto di Ostiense in provincia di Roma. Ciao Robertone, un abbraccio, buona Pasqua. Copriamo Buona Pasqua. Cosa fai a Pasqua? Lo dici dopo? Sì, Lo mi dici piace, dopo, sì, sì. perché adesso andiamo che abbiamo una canzone di Rita Gessi, che abbiamo ospite qui a Prima Free, a Passione Musica, mercoledì, segnatevelo. Poi seguite voi la pagina di Passione Musica Prima Free su Facebook, perché il nostro direttore e la redazione mandano subito gli aggiornamenti per la settimana entrante, con gli ospiti che si alterneranno qui oppure in video collegamento con Passione Musica. Andiamo ad ascoltarci Rita Gessi con una bella canzone. Che cosa ascoltiamo di Rita Gessi, Mauro? Crederci. Che bello, che bello. Io crederei tante cose su crederci. Dai, insomma, cerchiamo di capirci, insomma, caro Vinicio, dai. C'era cosa che hai detto prima Lino Banfi, ti piace Lino Banfi? Bellissimo. Vai. Ma dopo l'ho detto, E mi fa l'imitazione questo? avremo pure Pasqua Auguriamo buona pescola. Allora, buona pescola a tutti i telespettatori. E io auguro, buona Pasquettola. Buona Pescola, pescola! perché le cornettata! non rende di mettere le sosche per caso. Ti metto l'intestino a tracollo, porca Sì, esatto. porco la miserola. Va bene, naturalmente avete capito più o meno che tutti e due, insomma, un po' di imitazione di qua, un po' di imitazione di là. Poi dopo oltre Zaia cosa che imiti? Beh, che la Zaia, chi c'era? C'era Costanzo. C'era il Maurizio, dai, dai. Io faccio Costanzo, tu fai la... Faccio Maria, dai, faccio Maria, vai, aspetta, vuoi gli occhiali per fare Costanzo? Vai. Questa è una cosa che a me piace molto, capito? Ti vedo un po' calima, che mi dici, Maurizio, scusa, volevo dirti una cosa importante. Vai piano, mi raccomando, quando torni lassù cerca di dire e parlare bene di me. Sicuramente qualche preghiera io te la faccio, capito? Però ci vuole sempre costanza, ci vuole di più, ci vuole Maurizio, mi fai morire. ridere. Ma ci vuole morire costanza per parte di visione, capito? Ma tu sei giovane, potresti andare a fare amici, insomma. vieni da me nella mia trasmissione. Ma Oppure facciamo- facciamo c'è supposta per te, sul Porca, canale. lo supponiamo, o parlo con San Pietro, Grande. che mi dà, e permetto io vengo pure giù qualche volta. Per fare il movimento della lingua. Va bene, abbiamo scherzato, salutiamo il nostro grande Maurizio Costanzo che ci manca tantissimo. La lingua... Te lo ricordo?
C'è anche lui, c'è. Che bello, il collegamento col paradiso, la vigilia di Pasqua, fantastico. Senti, guarda, scusami, però devo leggere questi messaggi e li leggo con molto piacere, perché sono anche auguri. Allora, attenzione, abbiamo il nostro Danielino Spolon, che è di Padova, lui è un ragazzo straordinario. Buongiorno Stefano, un caro saluto e auguri di buona Pasqua a te e al tuo ospite. Un abbraccio forte da Daniele. Ciao Daniele, grazie di cuore, sei un amico. Poi salutiamo degli amici fantastici di Poggio Rusco. Sai Poggio dove? No, pensavo Poggio Reale. Ma che no, sono persone bravissime. Allora, bravi ragazzi, tanti auguri di buona Pasqua. Praticamente loro sono i genitori di un cantante bravissimo che è Francesco Giglioli, che io saluto, che ha fatto anche la musica del Tiè, una canzone, sai che così è un ballo di protesta, eccetera. Insomma, grazie, saluto veramente di cuore, vi auguro tanta Pasqua. E poi attenzione, abbiamo un carissimo amico che ci manda un saluto, attento qua, tanti saluti e auguri di buona Pasqua a te e a tutto lo staff. Ci vediamo il 28 aprile per un grande evento. Ciao Lorenzo da Aaron Paris. Aaron Paris è un cantante giovane, veramente molto bravo. Scusa Mauro, rubo 2 secondi. Allora, vi ricordo il 28 di aprile, se non l'avete fatto, potete prenotare a Calmisano Vicentino alle Delizie, un ristorante dove facciamo una grande festa per ricordare una grande amica, Lorena Reato, che praticamente è scomparsa, e noi cercheremo di ricordarla con tanti amici, Los Locos, Alida Ferrarese, Stefano Bencompagnato, poi insomma tanti altri adesso non mi vengono in mente, per cui prenotate a Calmisano Vicentino alle Delizie. Scusatemi se mi sono permesso, grazie. Senti Vinicio, tu fai anche qualche evento, qualcosa, magari organizzi da te, per i tuoi fans. Beh, insomma, se capita. Un raduno di Vinicio Corrent. Questo potrei pensarci. Pensaci, magari ci sono tanti bei ristoranti, una bella mangiata e 2 risate. Sì, la cosa più bella. Poi tu fai anche suoni, per cui puoi far ballare la gente. Esatto, sì, il piano bar. Io vengo dal piano bar. Vieni dal piano bar? Quando si suonava fino alle 2-3 di mattina. Hai capito? Va bene. Ai tempi di fare il buon gusto. Va bene, ma tu hai fatto il centralinista, rispondevi? Sì, no, quello no, però ho avuto i danni, sai quando si chiama, ormai non riesci più a parlare. Andiamo a vederlo? Andiamo a vederlo, guardatelo attentamente. Esatto. Il risponditore. Guardatelo attentamente. Benvenute e benvenuti al nostro TG. In Italia sempre più enti, istituzioni e organizzazioni utilizzano l'intelligenza artificiale. In particolar modo i risponditori telefonici stanno impazzando e gli italiani stanno impazzendo. Vediamo un servizio dal Veneto. Non se vede più niente a casa mia, mi ha toccato impissare la candela, hai mica detto chiami il numero verde, allora qua, l'operatore, aspetta che provo, dai, vediamo se mi risponde a cosa che mi dice. Pronto? E ora? Gentile utente, l'addetto risponderà entro qualche minuto. Gentile utente, l'addetto risponderà entro qualche minuto. E quanto vuoi perché risponde? Gentile utente, l'addetto ha detto che risponderà quando potrà. Resti in linea per non perdere la priorità acquisita. Ma se 20 minuti che sono in linea, signorina. Oh! Che butto i risi! Aspetta un attimo che adesso parlo con l'operatore, dai. Gentile utente, buongiorno. Buongiorno. Signorina, io avrei un problema. Per parlare con l'amministrazione, selezionare 1. Per fatturazione 2. Per cambio contatore 3. Per segnalare un guasto 4. Per la domiciliazione bancaria 5. Per parlare con un operatore 6. Pronto? Operatore? Pronto? Gentile utente, pronunci il suo nome e cognome ad alta voce. Nane Bortoin? Pronunci il suo nome e cognome. Nane Bortoin. Mi scusi, non ho capito. Nane Bortoin. Mi scusi, non ho capito. Nane Bortoin. Mi scusi, non ho capito. Le passo un operatore. Boh, ben dai, buon, forza, dai, chissà che sia. A volta buona. Nane, vai che risolto le quali, pronto? Aspetta un attimo, te l'ho detto, aspetta, dai. Per parlare con l'amministrazione, selezionare 1. Per fatturazione 2. Per cambio contatore 3. Per segnalare un guasto 4. Per la domiciliazione bancaria 5. Per personalizzare la bolletta 6. Per parlare con un operatore 7. Per uscire con me questa sera 8. Signorina, mi usciria con lei, ma sono sposato, non posso. Mi passi l'operatore, dai.
Nane, è il riso se scuoce! Aspetta, adesso l'ho quasi fatta, dai. Gentile Sentiamo. utente, mi dispiace, ma il tempo a sua disposizione è terminato. La preghiamo di ricontattarci. Ma porca puttana, questa è l'intelligenza artificiale. I risi sono talmente lunghi che si deve diventare spaghetti! E ora il film a puttanesca. Benissimo, ritorniamo in studio, ma è andata via la luce. Dobbiamo chiamare l'ente. Ecco il numero verde. Pronto? Pronto? Gentile utente. No! Bravo Vinicio, veramente Ormai bello. sono tutti Ma sono forti. Questi video li possono trovare su YouTube? Sì, su YouTube tutti Ecco, quanti. Basta diciamolo. digitare Vinicio Corrent e a tutti quanti i video miei. Io ogni tanto ne butto fuori qualcuno così mi... La prego. Allora, salutiamo alcuni messaggi che sono arrivati anche sulla nostra pagina, la diretta di Facebook che manda in onda la trasmissione, quella che vedete in TV la potete vedere anche su Facebook. Allora, Marina, ciao, che simpatici, bravi e complimenti. Grazie Marina, un bacione, un abbraccio. Tutto improvvisato. Sì. Non abbiamo mai provato, ci siamo conosciuti prima, no, ci conoscevamo molto prima. Comunque, buongiorno Stefano, auguri di una serena Pasqua a te, al tuo ospite Vinicio Corrent e a tutti voi di Passione Musica e ai telespettatori collegati che salutiamo volentieri. Un Da abbraccio. Rita Lago. È una carissima telespettatrice che ci segue sempre con grande passione e musica. Vabbè, io sono contento, poi adesso vorrei salutare anche Marisa e Sauro, è un paese vicino a Bologna di Sant'Agata Bolognese. Grazie, un saluto veramente, vi voglio bene, salutiamo tutta l'Emilia Romagna perché veramente sono in tantissime. Parecchi hanno serie. telefonato oggi. Anche della Puglia, hanno telefonato. Salutiamo gli amici di Lecce, da Martano hanno telefonato, pensa Martano, provincia di Lecce, che belle, sono località stupende, il Gargano, poi c'è il Salento. Sei stato ancora in Puglia, sì? No, in Puglia ultimamente Vacci, glielo dico a Lino Banfi dopo. Glielo dico a Lino Banfi. Andiamo ad ascoltarci Marco e il Clan e vogliamo salutare sempre una nostra telespettatrice dell'Emilia Romagna, Marisa, che chiama dalla provincia di Modena. Ciao Marisa, tanti auguri, buona Pasqua. Ciao. Marco il Clan, dammi un beso. Grazie Marco il Clan, che ritroverò il 29 di aprile a Dello, in provincia di Brescia, con il nostro amico Mario Gregorio, che praticamente conduce una trasmissione molto bella che va in onda su 169, anche qui di Prima Free, serata italiana. Sarò ospite di questa bellissima serata, grazie. E salutiamo Mario Gregorio, che è un grande conduttore, un grande amico. Certo. Caro Vinicio. Che bello, guarda, abbiamo avuto tanti messaggi, tante telefonate. È stata una giornata bella. Una bella puntata, veramente sorridente. Sì. Cosa fai a Pasqua, Vinicio? Beh, ci devo ancora pensare. Devi ancora pensarci. Devo riposarmi. Devi riposarti, giustamente. Sì, ci riposiamo. Speriamo. Sei in famiglia, a casa? Siamo a casa, in famiglia. Nonostante passo con i tuoi. Natale con i tuoi, ecco, Pasqua con mia moglie. Va bene, io faccio con mia moglie. Anche noi, va bene, facciamo anche noi. Che bello. Senti, mandiamo lo sketch adesso di Vinicio? Ah sì, questo qua è... Sì, dai, allora andiamo questo a è vederlo. sulla protesta degli agricoltori, abbiamo un po' sdrammatizzato perché insomma le quote latte, dice io come quota latte ho mezza tazza di latte al mattino e mezza cioppa di pane. Una cioppa di pane. Cioppa di pane, una pagnotta, pane e latte. Pamelatte, andiamo a vederlo, dai, Vinicio Corrent. Benvenute a tutte e a tutti, oggi apriamo il TG parlando della protesta degli agricoltori e lo facciamo sentendo la viva voce di uno dei suoi protagonisti, Nane Bortoin. Buongiorno signor Nane Bortoin, allora ci racconti com'è andata questa protesta degli agricoltori? Non sta neanche a parlarmene, se doveva partire da Roma. Ma te sai che estrae da Roma i gai busi? Un collega agricolo e si è finito dentro su un buso, non veniva più fuori. E ora siamo dovuti partire da qua, mi e il mio amico Beppi, che si è venuto via solo per trovare amorosa. Dopo 2 chilometri, un'insegna che c'era scritto trattoria. Questo è il posto per noi altri, trattori, trattoria. Ciò, Beppi, hai visto un cartello, invece dell'ESA, oggi gnocchi e galetto, oggi gnocca. Andiamo entro, se a mangiare bevuto, se sei incalcare le ombre, andiamo fuori e mi pareva che se c'era di andare da tutta che altra parte. Siamo arrivati al mar. Ma a Bruxelles non c'è il mare. E infatti se c'era arrivati a Brussa, comune di Caorle. Parti da nuovo e ora rimettiti in strada. Ma siete arrivati poi a... Cosa? No, dico in Belgio. Ma
Qua il Belgio, ma Bruxelles non c'è dopo Padova. Ma no, ma quello è un paese, si chiama Brusegana. Vabbè, comunque, siamo partiti un viaggio che non finia più, interstellare. Me parea a Via Lattea. A proposito del latte, go a parlare con Ursula von der Leyen. Ma quale von der Leyen? Vuol dire Ursula von der Leyen. Sì, quello. Cosa hai detto mi? Go a parlare delle quote latte. Go a dire che Ursula non sta mia a cavarmi a quota latte della mattina è perché mi bevo mezza squea con una cioppa di pane la mattina. Ma è riuscito poi a parlarle? Ma che, una guerra come coi mulini a vento? Ma i mulini a vento sono in Olanda, non in Belgio. Ma visto che in Belgio non hi gabbia, do mulini a vento, e comunque abbiamo fatto il presidio a fine. Oh, e allora ci dica, quanto è durato questo presidio? Ma che cazzo di domande mi hai fatto? È già durato finché si durà il vin e dopo è successo che Baby c'era incassata perché non aveva trovato amorosa, ma sa tu perché? Perché gli ha messo sul trattore un spaventapasseri. Ma mica io dico, qui non sei un spaventapasseri, è un spaventapassere e scampa tutte. E che ha detto, ho nervoso, prima di tornare a casa facciamo 2 passi. Sì, che abbiamo fatto, è il pordoi e il falsarego. Oh, non si arrivava altro. Un disastro! È stata una bella campagnata. Quando è finito il vino è finita la protesta. Finita la protesta, sì. Ma ragazzi, belle. Questi vedi sono i personaggi attuali, sì. e fanno ridere perché tu dopo li metti naturalmente sì. con l'ironia. Come dicevamo prima, è facile fare i cabarettisti perché basta vedere la realtà com'è, purtroppo. Guarda, becco l'ultimo messaggio, sì. Guarda, veramente, perché ne abbiamo tantissimi. Allora, ciao Stefano, un saluto a te e a tutto lo staff, complimenti per la trasmissione e al tuo ospite Enzo e Mina. Salutiamo Enzo e Mina. Enzo è anche un carissimo telespettatore, amico di Passione Musica. Grazie, ciao Enzo e Mina. Ciao, buona Pasqua. Senti, un augurio di buona Pasqua da parte del nostro presidente. Io colgo l'occasione per augurare a tutti quanti una buonissima Pasqua. Ditemi voi se questa non è l'eccellenza. Noi in Veneto siamo al momento quelli che veramente solamente loro sono praticamente i veri. Io spero che veramente mi mandino a fare il terzo mandato, perché Senta, non saprei cosa fare. Presidente, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Beh, guardi, come diceva, si ricorda Catalano quando era io preferisco o l'uovo o la gallina, uno di due me le porto a casa. Poi chi è nato prima, chi se ne frega. Vincenzo Corrent, complimenti. Vinicio, mamma mia, scusa, ho fatto la mia gaffa quotidiana. Allora, amici e amiche, stiamo terminando questa trasmissione, adesso va in onda una bellissima canzone di Marco, Claudia, Alessandro, Mangani, sì, sono tanti, poi dopo Fabrizio degli Accademia, i Balla Onda praticamente, questa grande famiglia che ci canteranno una bella canzone, ce la fanno vedere con un video. E allora, se mi permettete, caro Vinicio, vogliamo salutare e augurare una buona Pasqua. Abbiamo bisogno di tanta pace, amici, tanta, perché il mondo ha bisogno di fare la pace e noi naturalmente nel nostro piccolo possiamo cominciare noi a fare pace magari con qualcuno che abbiamo diciamo un piccolo nemico, qualcosa, andiamo e chiediamogli scusa, anche se abbiamo ragione, facciamoci pace, veramente tutti assieme, facciamola forte. Pace e serenità, pace, serenità e felicità per tutti. E a tutti voi, alle vostre famiglie, a voi telespettatori di Passione Musica, grazie di cuore, veramente siete in tantissimi e grazie perché ci date veramente questa possibilità di entrare nelle vostre case a portarvi musica e allegria. Mi raccomando, continuate a seguirci, buona Pasqua a tutti da Stefano Bencompagnato, da tutta la redazione, la famiglia di Passione Musica di Prima Free, dal nostro editore Alessandro Brunello, dal nostro direttore artistico Roberto Gennaro, da Vinicio Corrent e da Stefano Bencompagnato. Buona Pasqua a tutti, auguri, auguri. Pace e serenità. Pace e serenità e i Balla Onda. Ciao, alla prossima! Ciao.